Buonasera da Daniele Maffei, 15ª giornata campionato di Serie 1 hockey su pista. Le partite in programma: Giovinazzo contro Forte, iniziata alle ore 20, il parziale nel secondo tempo è di 1-1. Poi Novara contro Amatori Lodi, iniziata alle 20:45, quindi da 5 minuti. Follonica contro Valdagno sempre alle 20:45, Monza contro Sandrigo sempre alle 20:45. Tra pochissimo qua al Pala Barzacchi alle ore 21 GB Mac CGC Viareggio contro Hockey Sarzana, e i posticipi di domani entrambi alle ore 18, Bassano contro Grosseto e Montebello contro Trissino. La classifica: Trissino 36 punti, Forte 32, Lodi e Follonica 31, Bassano 26, Valdagno 24, Monza 20, Grosseto 17, Giovinazzo e Centro Giovani Calciatori Viareggio 16 punti, Sarzana 11, Novara 8, Montebello 5, Sandrigo 4 punti. I marcatori della Serie 1: Alvarigno del Trissino con 24 reti, Galbas del Bassano con 19 reti, Gavioli del Trissino con 18 reti, compagno del Lodi con 17 reti, mentre Saavedra, Grosseto e Riva Bassano sono a 16 reti. I marcatori del CGC Viareggio: Federico Mura e Samuele Muglia 12 reti, Luca Lombardi 6 reti, Romeo Danna, il capitano bianconero 3 reti, Elia Cinquini 2 reti, Alex Raffelli 1 rete. I marcatori del Sarzana: Domenico Illuzzi con 11 reti, Facundo Ortiz e Francesco De Rinaldis con 5 reti, Davide Borzi e Xavi Rubio con 3 reti, Mirko Tognacca 2 reti, Cosimo Matugini 1 rete. Adesso lascio la parola al mio compagno di viaggio Roy Lepore, perché è il momento di andare a scoprire le formazioni che scenderanno in pista tra pochissimo. Amici all'ascolto, ancora una volta un buonasera qua da parte mia, anche dal Pala Barzacchi, ben ritrovati per questo appuntamento del sabato hockeyistico con questa partita, il derby del Tirreno, il derby ligure, toscano, tra il Centro Giovani Calciatori ed il Sarzana. Vediamo quelle che sono le formazioni delle due squadre. Il Sarzana schiera con il numero 10 Simone Corona, con il 9 Domenico Illuzzi, con il 7 Sergio Festa, un ex di turno che sarebbe anche l'allenatore, ma stasera vediamo che è schierato anche come giocatore proprio per l'assenza per squalifica di Davide Borsi. Con il 17 Xavier Rubio, anche lui è un altro ex della partita, poi con il 77 Cosimo Mattugini, con il 78 Facundo Ortiz, con il 79 Mirko Tognacca, con l'88 Francesco De Rinaldis, con il numero 5 Santiago Marcelo Manrique Esquibel, con il numero 16 Francesco Venè. L'allenatore qui nella formazione ufficiale è Claudio Gaetano De Mola. Il Centro Giovani Calciatori propone con il numero 17 Pablo Gomez, con il 5 Niccolò Puccinelli, con il 9 Samuele Mugna, con il 21 Federico Correa Mura, con l'11 Romeo Danna, con il 7 Liam Rosi. Intanto il Sarzana fa ingresso in pista con il numero 37 Alex Raffaelli, con il numero 8 Elia Cinquini, ex di turno nelle file bianconere, con il numero 1 Luca Lombardi, con il 94 Emiliano Torre. L'allenatore Alessandro Cupisti, anche lui un ex. Gli arbitri sono Claudio Ferraro di Bassano, Davide Marcolin di Lusiana, provincia di Vicenza, arbitro ausiliario Donato Minonne di Forte dei Marmi. Entrambe le squadre hanno bisogno di punti, ovviamente si trovano in posizioni tali da cercarli per trovare la tranquillità, non rischiare di essere risucchiati nelle zone calde dei play-out. Al Centro Giovani Calciatori mancano sicuramente alcuni punti che avrebbero potuto far rimanere la squadra di Alessandro Cupisti in una posizione più tranquilla e magari anche
visto che è uscita solo per un punto dall'8 delle squadre che giocheranno la Coppa Italia, aver potuto disputare anche questa manifestazione nell'arco della stagione. Il Sarzana rispetto a campionati precedenti non sta andando come ovviamente le aspettative e come ormai i supporters rossoneri si erano abituati, però ci sono anche queste stagioni di transizione, l'importante è non demordere, rimanere vicino alle squadre da parte delle tifoserie, perché poi arriveranno anche i momenti in cui tornano i risultati e torna il sorriso. Il centro è reduce dalla sconfitta di Lodi, dove ha giocato una buona partita, dove recrimina anche qualcosa, mentre la formazione del Sarzana è reduce da una pesante sconfitta proprio tra le mura amiche, dove è costata anche una multa alla società ligure per l'accensione di un fumogeno da parte dei supporters all'interno della struttura di Sarzana, e quindi chiaramente il momento non è semplice. Stasera cercheranno il riscatto, queste sono partite dove le squadre da una parte e dall'altra i giocatori le sentono. L'ultima volta che ci siamo visti e sentiti qui al Pala Barsacchi è la volta in cui il Centro Giovani Calciatori ha effettuato quella grande rimonta sul Monza, ribaltando una partita che a poco dalla fine vedeva sotto i ragazzi di Alessandro Cupisti, e poi con un'impennata con le reti di Samuele Muglia e di Federico Mura è riuscita a regalare quei 3 punti sicuramente importanti, e poi alla fine di come sono andate le cose anche meritati, perché conquistati con un grande carattere, un grande cuore, una grande voglia da parte della squadra bianconera, che stasera rigiocherà però con la maglia viola proprio per ospitalità nei confronti del Sarzana, che comunque ha questa muta rossonera. Non sappiamo ovviamente come andrà a finire questa partita, ma c'è sicuramente la voglia da parte dei bianconeri di portarsi a casa un risultato utile di fronte ai propri supporters, che si sono già fatti sentire, già provando i tamburi. Si aspettava anche qualche tifoso da Sarzana, almeno qui se lo sarebbero aspettato, mentre invece al momento non c'è nessuno. Non sappiamo se magari arriveranno, ma manca ormai pochi minuti all'inizio di questa partita, e quindi gliela raccontiamo noi qua insieme a Daniele, insieme ai nostri tecnici qua dal Pala Barsacchi, anche a tutti i supporters del Sarzana, che salutiamo, come ovviamente salutiamo tutti coloro che sono sintonizzati come sempre ogni sabato sera o quando si giocano le partite di hockey sul sito della FERZ. Parlano gli arbitri, il trio, chiaramente la società del Centro Giovani Calciatori, come tutte le società ora, si sono dovute mettere così in regola con il tavolo dei cronometristi. Era stata mandata proprio una circolare, proprio perché sapete l'ultima partita con il Monza c'è stato questo squillo e questa interruzione del gioco prima proprio pochi secondi prima della fine della partita, e quindi c'era stato un quicocro, come si dice in questi casi, e quindi chiaramente tutto ora è stato rivisto, è in perfetta regola, e quindi non dovrebbero più verificarsi. Roy, andiamo a scoprire i quintetti base. Come vediamo il centro è con Pablo Gomez, Federico Mura, Elia Cinquini, Lia Marrosi e Luca Lombardi. Si parte così, aspettiamo di scoprire anche come Sergio Festa, anche se in panchina oggi abbiamo Claudio Gaetano De Mola come allenatore, perché Sergio Festa stasera è impegnato come giocatore, ma vediamo che subito in pista dovrebbe esserci Santiago Manrique, il neoacquisto argentino classe 2006, arrivato a dicembre al Sarzana, ha dovuto aspettare l'inizio del girone di ritorno per
poter giocare. In porta come sempre Simone Corona, il portiere, uno dei migliori portieri della Serie A1, poi Xavi Rubio con il numero 17, con l'88 vedo Francesco De Rinaldis, anche lui altro grande giocatore, lo ricordiamo a Sarzana, manca Lodi, la sua carriera davvero da ricordare, e poi con il numero 77 Cosimo Mattugini. Questo è il quintetto base del Sarzana. Stiamo per partire, come diceva Roy, sono le 21 esatte. Sulla pallina subito Manrique, ne acquisto accanto a lui Xavi Rubio che poi si allontana. Comunque Manrique pronto a dare il via alla contesa, si parte e subito Manrique scarica per Mattugini, numero 77, ex Fortene Marmi, che va da De Rinaldis ancora per anzi è Ortiz in pista, il numero Facundo Ortiz, numero 78, eccolo qua, Facundo Ortiz, scusate, ci sembrava Mattugini, invece è partito Ortiz. Fanno viaggiare pallina con Manrique, la formazione di Sergio Festa, che ha trovato subito dietro la porta appunto Facundo Ortiz, numero 78, viene fermato Elia Cimini, vuole partire il centro con Liam Rosi, che poi scarica fuori per Mura, si va da Luca Lombardi che avanza, trova ancora Elia Cinquini qua a destra, si va dalla parte opposta da Liam Rosi, numero 7 bianconero, poi scarica lì ancora per Elia Cinquini, cerca di manovrare il centro e di trovare il pertugio con Lombardi che torna fuori da Liam Rosi, ancora Liam Rosi che scarica fuori per Elia Cinquini. 24 minuti la conclusione di Elia Cinquini, si allunga senza problemi Corona a dire di no. Ortiz dalla parte opposta qua a sinistra salta due giocatori del centro, ancora lui in possesso di pallina, scarica per De Rinaldis, numero 88, si va fuori da Manrique, ancora per Rubio che chiama uno schema, torna fuori dal neo argentino arrivato da pochissimo a Sarzana, ancora lui in possesso di pallina ma viene fermato molto bene da Liam Rosi che controlla questa sfera, va dalla parte opposta da Luca Lombardi che avanza a sinistra, salta un avversario supera il centropista, cerca Mura che poi va giù, vediamo cosa viene deciso, niente, possesso Sarzana. De Rinaldis si va da Ortiz e ancora Ortiz che poi va giù, recupera la pallina Manrique, il possesso è del Sarzana, eccolo qua Santiago Manrique, Cino, classe 2006 argentino, arrivato dal Concepción Patin Club di San Juan. Xavi Rubio va fuori e trova ancora Facundo Ortiz, il numero 78, ancora Manrique per Xavi Rubio, 23 minuti, prova la conclusione Rubio, attento Pablo Gomez, poi recupera molto bene Liam Rosi, può nuovamente impostare la squadra di Alessandro Cupisti con Luca Lombardi che ragiona, torna fuori da Elia Cinquini, ancora per Luca Lombardi qua a destra, finta il tiro, poi scarica per Mura, ancora Federico Mura, fuori ancora per Luca Lombardi, 20 secondi di possesso bianconero, Lombardi ci mette il guantone Corona e dice di no. 22 e 25 alla fine della prima frazione, 0-0 anche i falli di squadra, ancora il possesso del Sarzana con Rubio che va da Manrique, dalla parte opposta ancora per Ortiz che prova la conclusione di poco al lato, poi Lombardi alla fine riesce a farla sua, poi ripartire il centro con Federico Mura, finta il tiro, ragiona, ancora lui in possesso, va dalla parte opposta da Liam Rosi, ancora Liam Rosi fuori per Luca Lombardi, avanza al centro con Luca Lombardi, il tiro, ci mette il guantone Corona e dice di no, poi recupera la pallina Rosi, ancora al centro a manovrare, Mura per Lombardi, fuori ancora per Mura, avanza Federico Mura, poi cerca un compagno, non lo trova, cerca di recuperare la pallina ma poi riparte Rubio, Manrique che aveva cercato molto bene Ortiz, poi il pattino di Cinquini a dire di no, nell'angolo Liam Rosi poi perde la sfera su Ortiz, ancora Manrique dietro la porta di Gomez, possesso Sarzana, ancora per Ortiz nell'angolo alto, fuori per Rubio, ancora Ortiz, ancora Rubio per Manrique, ancora Rubio, manovra il Sarzana,
Ortiz prova la conclusione, è andata bene per il centro, poi la pallina è rimasta lì, non è entrata. 20-55 Roy. E qui il primo pericolo per la squadra di Alessandro Cupisti con questa conclusione di Ortiz che ha sfiorato, diciamo, il gol, però il Centro Giovani Calciatori ha replicato subito molto bene, tenendo la squadra ligure nella propria difesa alta, senza dargli la possibilità di ritornare subito prepotentemente in avanti. Il gioco riprende con un ingaggio, vedete, dall'area del Sarzana, dove se ne incarica Rubio, che aspetta l'arrivo di un compagno che è De Rinaldis. I due giocatori hanno scambiato vicina la pallina e ora è Rubio che viene in avanti, la dà lateralmente al compagno di squadra Manrique, che va dietro la porta di Pablo Gomez, tenta di voltarsi, non riesce a tirare, deve scaricare indietro per Ortiz, anche lui a Rubio. Nuovamente Manrique, il Centro Giovani Calciatori, marca uomo, vedete Lombardi su De Rinaldis, intercetta molto bene Mura, se ne va in avanti, non c'è il gol di Mura! No, Cinquini forse, ma però vediamo che è tutto fermo. No, però forse, è fermo perché è tutto fermo. Illusione ottica forse illusione ottica. Illusione ottica, sarà morsa la rete. Sarà morsa la rete. Pure l'ha messa però, per ecco, Cinquini, vediamo se li vediamo. Ecco, c'era stata questa Cinquini Mura, pericolosi. Era fuori Roy. Pericolosi, subito sembrava sarà smossa la rete e quindi sembrava un diagonale rasoterra di Mura, però il Centro Giovani Calciatori ha subito replicato, prendendo e intercettando la pallina da parte di Mura. Non appena sarà possibile, così rivedremo questa azione. Comunque il Centro Giovani Calciatori ha spaventato in questo caso il Sarzana, che riparte subito con Ortiz. Attenzione del tiro, smorzato dalla racchetta di un bianconero prepotentemente. Mura anche in fase difensiva rientra dando una mano ai suoi compagni di reparto, ora viene in avanti cercando ovviamente di mettere in difficoltà la squadra del Sarzana. Intanto il Forte dei Marmi è passato in vantaggio 4-2 sulla pista di Giovinazzo, quindi ha ribaltato alla grande il passivo di 1-0 che lo vedeva sotto all'inizio della partita, poi 1-1 alla fine del primo tempo e poi nel secondo tempo c'è stato questo cambiamento di risultato. Qua invece a Viareggio 0-0 ancora quando mancano 19 minuti alla conclusione di questo primo tempo tra Centro Giovani Calciatori e Sarzana. Sì, ricordiamo anche i risultati dalle altre piste, Roy. Vediamo subito il Lodi in vantaggio 1-0 a Novara, Follonica Valdagno 1-1, il Monza vince 2-1 sul Sandrigo. Il possesso di pallina per il Sarzana con Xavi Rubio che scarica lì per De Rinaldis, ancora per Rubio, in avanti la formazione rossonera. Si va da Ortiz, numero 78, Facundo Ortiz, Xavi Rubio, Manrique. Prova la conclusione, ci mette il guantone, dice di no. 18-26, a 18-26 Pablo Gomez, poi dalla parte opposta per un attimo il possesso bianconero con Lombardi, poi recupera il Sarzana che può ripartire con Rubio, falli di squadra 1 del centro, 0 del Sarzana. 18-09, 0-0, Manrique va da Rubio, poi si va da Ortiz, ancora per Xavi Rubio, ex bianconero, che poi trova Facundo Ortiz, ancora per Xavi Rubio che avanza, supera il centropista a destra, va da Manrique che prova la conclusione, fermata, anzi sporcata da Elia Cinquini, però il possesso ancora del Sarzana con Manrique, devono concludere 6 secondi, prova Rubio da lontano e adesso scade il tempo e quindi scade il possesso per il Sarzana. Finiti i 45 secondi si riparte con il possesso bianconero, anche se stasera siamo con la seconda divisa, quella tutta viola, proprio perché prima della partita, intanto una pallina buona per Mura, proprio perché
sia il centro che il Sarzana hanno sulle spalle completamente il colore nero. Ferrario ha deciso che il centro giocasse con la seconda maglia. Cinquini trova Mura che poi non riesce a concludere, poi Ortiz che fa ripartire il Sarzana con De Rinaldis che va lì da Xavi Rubio, numero 17, va fuori da Facundo Ortiz, il numero 78, di là da Santiago Manrique, ancora in avanti il Sarzana. Ortiz qua a sinistra si ferma, torna fuori da Xavi Rubio, è pronto intanto il Luzzi nel Sarzana, è lì al cancelletto pronto a scendere in pista, vedremo al posto di chi, e recupera questa pallina molto bene Federico Mura, ancora Federico Mura, poi gliela sporca Ortiz, ancora Mura, però la fa sua, è nell'angolo il bomber bianconero, esce molto bene e va fuori da Elia Cinquini, possesso bianconero. Liam Rosi ancora per Federico Mura, si va da Elia Cinquini, fanno girare pallina ai bianconeri, 23 secondi di possesso per la squadra di cupisti. Cinquini ancora per Mura che avanza qua a destra, supera il centropista, poi cercava Cinquini, la pallina un po' lunga, ci ha messo poi la stecca Corona e ha detto di no, ancora il possesso bianconero con Lombardi da fuori, fermato da Ortiz, poi ci mette la stecca Mura, vediamo il fallo di squadra Lombardi su Ortiz, è il secondo fallo di squadra del centro. Siamo a 15:53 dalla fine del primo tempo, 0-0 Roy. 5-2 intanto il Forte dei Marmi a Giovinazzo, vediamo che qua la squadra del Sarzana con Manrique attende anche Ortiz, scambiano i due la pallina con Rubio, tanto ancora in panchina sia Muglia che il capitano Romeo Danna nel 100 giovani calciatori. Vedremo quando l'allenatore grande parata, grande parata di Gomez. Intanto Muglia si è già tolto il sopra della tuta e quindi è pronto ad entrare, come ora si sta scaldando anche Alex Raffaele. Intanto Rubio indietro a De Rinaldis, pallina che Mura fa sua, la da Cinquini, il Luzzi è ancora lì pronto per fare ingresso in campo. Liam Rosi, Mura, Cinquini, il centro tenta con Lombardi di venire in avanti, non trova lo spazio per penetrare. 14 minuti da giocare prima della fine del primo tempo, 0-0 ancora qua alla Pala Barzacchi tra il 100 giovani calciatori ed il Sarzana, che mantiene con il Luzzi intanto che è entrato in pista in questo frangente, mentre Romeo Danna e Samuele Muglia sono pronti per entrare in campo per il 100 giovani Lombardi. Mura, parte il centro con la deviazione di Elia Cinquini di poco al lato, recupera e viene in avanti il Sarzana 3 contro 2, sono riarrivati anche a dare manforte Lombardi a Cinquini e gli altri. Mura ha riconquistato una palla, bello il gioco di Mura, poi scivola, perde l'equilibrio, comunque si era liberato bene di un avversario, peccato che sia scivolato sulla pista, c'era De Rinaldis che lo contrastava davanti, l'ex giocatore del Giovinazzo aveva trovato un spazio conquistando una pallina, mentre Domenico Illuzzi, attenzione perché elude la sorveglianza, ora De Rinaldis stava per creare un pericolo a Gomez, comunque attento nella circostanza, aveva sfiorato quel poco che bastava la pallina per metterlo fuori causa, ma Pablo come sempre molto attento. Intanto Muglia è entrato in pista, Danna invece deve attendere ancora un attimo, esce Cinquini, entra Danna, quindi il 100 giovani calciatori ha mandato ora due elementi freschi sul parquet del Pala Barzacchi, aggancia Lombardi, gli è sfuggita la pallina, Mura è uscito a prendere un po' fiato insieme a Cinquini, vuol far ruotare
i suoi giocatori. Alessandro Cupisti, intanto anche Nicolò Puccinelli è stato chiamato a riscaldarsi per entrare dentro anche lui nell'arco di questa partita, quando mancano 12 minuti e 38 secondi alla conclusione del primo tempo. Vuole giocare sul ritmo, ricordiamo che contro il Monza ha fatto una bella rincorsa la squadra viareggina, mantenendo anche sul piano fisico un ritmo elevato, e quindi anche stasera probabilmente Alessandro Cupisti vuol far questo, ruotare i suoi giocatori. Ancora Sarzana con Xavi Rubio, 12:10. Alla fine del primo tempo la gran botta di Xavi Rubio che si perde alle spalle di Pablo Gomez fuori dalla pista. 5-3 intanto a Giovinazzo. Grazie Roy, 5-3 del Fortenarmi a Giovinazzo, il time out richiesto da Sergio Festa. Intanto andiamo anche a vedere gli altri risultati. Intanto esce Lombardi ed entra in pista Nicolò Puccinelli, quindi il centro ripartirà con Gomez, Danna, Rosi, Muglia e Puccinelli. Dalla parte opposta invece vediamo il Luzzi, Manriche, Xavi Rubio, poi Corona in porta, e poi è entrato in pista anche Mirko Tognacca, numero 79, che si sta scaldando, quindi pronto per la contesa. Le altre partite: il Lodi vince 1-0 a Novara, il Valdagno è in vantaggio 2-1 a Follonica, mentre il Monza è sempre in vantaggio sul Sandrigo per 2-1. Poi, come sapete, qua al Pala Barzacchi siamo a 12:07 dalla fine della prima frazione, siamo sullo 0-0, i falli di squadra sono 2 per i bianconeri, stasera in completo viola, e 0 per il Sarzana. È finito il time out richiesto da Sergio Fest, anche se, come giustamente Roy in precedenza ha detto, che stasera è Claudio Gaetano De Mola il mister del Sarzana. Stiamo per ripartire. Il Sarzana, abbiamo detto Tognacca che è sceso in pista, il numero 79 Mirko Tognacca, mentre Nicolò Puccinelli è sceso in pista per il centro. Si riparte col possesso bianconero. Eccola che Ferraro gli dà il via alla contesa, Samuele Muglia avanza per il centro, supera il centropista, ragiona, viene da questa parte a destra da Liam Rosi, si va ancora da Samuele Muglia, che poi scarica lì per Capitan Danna, ancora Capitan Danna che va da Liam Rosi, possesso ancora per 25 secondi per la squadra di Cupisti. Liam Rosi qua a destra, supera il centropista, prova la conclusione da fuori, Corona è molto attento, la ferma, fa ripartire i suoi con Tognacca che trova subito il Luzzi. Il numero 9 fermato molto bene da Liam Rosi, riparte il centro con Samuele Muglia, ancora per Rosi, un pochino lunga questa pallina, però il possesso ancora bianconero con Rosi, scarica lì per Danna che non riesce a concludere, può ripartire il Sarzana con Manrique, numero 5, che poi scarica dietro, scusate, per il Luzzi, ancora il Luzzi per Manrique, il numero 5 l'argentino arrivato a dicembre a Sarzana. Rubio si va dai Luzzi, ancora per Rubio, mancano 11:03, ancora Xavi Rubio mette questa pallina al centro, ci va con la stecca Pablo Gomez e poi può ripartire il centro con Capitan Danna che scarica lì dietro per Liam Rosi, avanza al centro Rosi che ha superato il centropista, va da Samuele Muglia dalla parte opposta a sinistra per Capitan Danna, ancora Samuele Muglia che avanza, ancora lui in possesso, scarica fuori, ancora per Liam Rosi qua a destra, avanza Liam Rosi, è sempre lui che poi conclude e dice di no Corona. 10:35, può ripartire Manrique per la formazione del Sarzana, supera il centropista, laggiù a destra, la conclusione, ci mette il guantone e dice di no Gomez, riparte Nicolò Puccinelli, prova la conclusione, Rubio sporca questa conclusione, diventa tutto facile per la difesa del Sarzana, poi Muglia per un attimo recupera la pallina, poi la fa sua ancora Domenico Illuzzi che aveva trovato Manrique che giocava Xavi Rubio, che non è stato contento di questo passaggio, un passaggio un po' lungo, e nell'angolo come vedete Xavi e Rubio, il possesso è bianconero. Riparte il centro, anche questa pallina è un po' lunga, la deve rincorrere Danna, poi la fa sua, però c'è il fallo di Danna su Manrique, così ha deciso Davide Marcolin di Lusiana.
provincia di Vicenza. Il terzo fallo di squadra dei bianconeri, 0 per il Sarzana. Siamo a 9,59 dalla fine della prima frazione, 0-0 qua al Pala Barzacchi tra CGC e Sarzana. Si riparte con il possesso dei rossoneri. Domenico Illuzzi sulla pallina, la scarica lì per Xavi Rubio, che va subito da questa parte da Ortiz, numero 78, che va dalla parte opposta per Illuzzi. Ancora a Rubio, ancora Illuzzi che avanza sullo centrofista, finta il tiro, poi ragiona, torna ancora da Rubio, ancora per Illuzzi qua a destra. La conclusione, ci mette il guantone e dice di no. Pablo Gomez riparte il centro con il capitano Romeo Danna. La conclusione, molto attento Corona a dire di no. 9,25, poi si arrabbia moltissimo con i suoi compagni che hanno permesso questa conclusione. Intanto è uscito Rosi, è entrato Cinquini. 9,25 Roy. Ecco, come dicevo, le forze fresche di Alessandro Cupisti per far ruotare i suoi giocatori per mantenere un ritmo sempre piuttosto elevato. Samuele Muglia cerca uno spazio, serve corto per Nicolò Puccinelli che aggira l'avversario, è andato a trovare l'angolino basso, chiuso però da Corona nello specchio della porta, con subito Ortiz che riparte per i suoi, scambia con Rubio, la conclusione è al lato. Cinquini subito fa sua la pallina sulla respinta della Balausa, viene incontro Muglia per dare una mano al compagno di squadra Romeo Danna, non trova la possibilità per tirare, ci prova Cinquini, ribatte Corona, Muglia sulla ribattuta arriva prima degli avversari dei compagni, intanto è stata spostata la porta, l'arbitro se n'è accorto, ha fatto un ok Domenico Illuzzi, uno dei direttori di gara. Intanto 3 falli di squadra per il Centro Giovani Calciatori, 0 per il Sarzana, 0-0 il punteggio a 8 minuti e 32 secondi dalla conclusione del primo tempo. Rubio scambia con Illuzzi, uno dei giocatori esperti. Intanto si alza in piedi in panchina Sergio Festa per dare qualche indicazione ai suoi giocatori. Illuzzi fa tutto da solo, Romeo Danna lo disturba, difende la pallina, alza le braccia. Illuzzi, come dire, mi ha fatto fallo, l'arbitro però ha comandato la punizione a favore del Poi c'è una palla a movimento, Roy. Sì, la punizione viene fatta rettificare. Illuzzi abbiamo visto che non era d'accordo sulla decisione del direttore di gara di pochi attimi fa e quindi però riparte Cinquini, non trova compagni accanto, non riesce a servirli, quindi ha fatto tutto da solo con Muglia, poi che perde la pallina, ritorna in avanti il Sarzana. Attenzione perché intercetta bene Puccinelli, ha dato la pallina in avanti troppo lunga per Samuele Muglia che non è riuscito a raggiungerla, quindi l'ha recuperato subito Illuzzi che va in diagonale, colpisce l'esterno della rete della porta difesa da Pablo Gomez. Ancora Sarzana in possesso della pallina con Ortiz, dietro è la porta Manrico e per il Sarzana. Illuzzi, Xavi Rubio, ancora Illuzzi che viene portato lateralmente da parte di Cinquini, quindi non messo nella condizione di tirare, però è ancora il Sarzana che manovra mantenendo il possesso della pallina che si è impennata. Ora c'è Danna, la controlla, l'ha fatta battere a terra, la recupera Ortiz. Danna voleva il fallo, attenzione perché c'è il gol di Domenico Illuzzi. C'è il gol di più che altro Danna reclamava che erano scaduti 45 secondi del possesso del Sarzana. Vediamo che reclama Danna, però il gol viene dato a Illuzzi a 6 minuti e 49 secondi. Sì, perché poi c'è stato questo controllo non facile Illuzzi, di Danna, è ripartito subito il Sarzana. Con questo diagonale ha portato l'1-0, mentre
Danna reclamava, il Luzzi è venuto sì, perché è stata la sirena dei 45 secondi del possesso del Sarzana, però la pallina poi era stata recuperata dal centro e poi non l'abbiamo controllata e quindi per Ferraro poi era tutto regolare, no? La ripartenza del Sarzana. Un gol preso in modo ingenuo, possiamo dire, da parte del Centro Giovani Calciatori, con il mestierante di Domenico Illuzzi che ha messo questa pallina rasoterra angolata, sbloccando il risultato a favore dei ragazzi di Sergio Festa qui alla Pala Barsacchi. E ora chiaramente tanto c'è su questa conclusione forte da lontano di Elia Cinquini la risposta di Simone Corona, che con la racchetta è riuscita a respingere la pallina, e siamo a 6 minuti e 19 secondi dalla conclusione del primo tempo. Sarzana 1, CGC 0. Ancora il Sarzana in avanti con Tognacca, numero 79, che va fuori ancora da Illuzzi, autore del vantaggio del Sarzana su quell'azione dove erano scaduti. Tanto Tognacca prova la conclusione, fermato molto bene però da Muglia. Era stata fermata molto bene da Muglia, intanto c'è il time out per il centro e pronto anche Mura. Dicevamo quell'azione dove erano scaduti 45 secondi di possesso del Sarzana, però poi la pallina era stata controllata da Capitan Danna e quindi poi secondo Ferraro l'azione era ripartita, poi è partito in contropiede del Sarzana perché Danna ha perso questa sfera, è stato il gol di Illuzzi per l'1-0. Intanto dalle altre piste il Valdagno vince 4-1 a Follonica, Monza San Diego siamo sul 3-1, Novara sta prendendo casa con Lodi per 1-0, siamo nell'intervallo e come diceva prima Roy il Forte dei Marmi è in vantaggio per 5-3 col Giovinazzo. Ancora Danna che parla con Ferraro per chiedere spiegazioni su quello che è successo. Sta per ripartire 5.56 il quintetto base del centro con Pablo Gomez, Elia Cinquini, Romeo Danna, Federico Mura che è tornato in pista e Luca Lombardi. Dalla parte opposta Xavi Rubio, Simone Corona in porta, poi Mirko Tognacca numero 79, Domenico Illuzzi numero 9 e Facundo Ortiz numero 78. Si riparte col possesso del Sarzana di mister Sergio Festa. Tognacca avanza, va da Rubio, ancora per Ortiz, ancora per Rubio, si va da Illuzzi. Erano scaduti 5 secondi di possesso del Sarzana nella sua metà pista, quindi la pallina è diventata in possesso del centro con Federico Mura che va subito da Elia Cinquini. Avanza al centro che deve subito rimettere in piedi questa partita con Federico Mura che litiga un po' con la pallina, poi la recupera, va dalla parte opposta da Luca Lombardi a sinistra, di nuovo fuori da Federico Mura che avanza pronto a concludere, ferma tutto il Luzzi, poi molto bravo Corona ad uscire dalla sua porta e allontanare la minaccia. Tognacca in possesso di sfera qua a sinistra quando mancano 5.05 alla fine del primo tempo. Illuzzi ancora per Rubio, 30 secondi di possesso di sfera per il Sarzana. Rubio salta Lombardi, salta anche Mura. La conclusione di Rubio, dice di no Pablo Gomez, può ripartire in contropiede del centro con Lombardi che scarica lì, ma capisce tutto Rubio, può ripartire ancora il Sarzana con Ortiz. La conclusione ancora Gomez, a dire di no, ancora il centro. Si stanno davvero accelerando adesso le azioni, c'è il fallo di Tognacca su Elia Cinquini, 2 falli di squadra per il Sarzana, 3 per il centro. Ha visto tutto molto bene Claudio Ferraro, quindi punizione per il centro per il fallo subito da Cinquini, è lui che batte la punizione. Federico Mura alza la testa, trova Capitan Danna, ancora fuori per Federico Mura, va dalla parte opposta da Elia Cinquini, ancora per Federico Mura, la conclusione, gol di Mura, gol di Mura, gol di Mura, gol di Mura, 4-24, la gran botta da fuori
di Federico Mura a 4,24. La gran botta chiaramente non è riuscito Corona a fermare la gran botta del bomber bianconero, ed è 1-1. 1-1 quando siamo a 4,24. È il 13° gol in stagione di Federico Mura, una gran botta da fuori dove Corona non è riuscita a fermare questa pallina, anche se l'ha toccata. Poi la pallina si è insaccata, si torna in parità. Siamo già dalla parte opposta con Ortiz dietro la porta di Gomez, poi ripartito il centro con Romeo Danna, avanza capitano Danno, scarica lì per Mura, finta il tiro, poi va fuori ancora da Elia Cinquini e Luca Lombardi, avanza il centro con Luca Lombardi, viene un po' disturbato da Tognacca, poi viene spinto da Tognacca. Quarto fallo? È il quarto Fallo? No, tre pari, si era 3-2. Bisogna ripetere, pallina in movimento, abbiamo visto Tognacca che ha spinto Luca Lombardi. 6-3 del Forte dei Marmi a Giovinazzo. 6-3 del Forte a Giovinazzo, questo è importante anche per il centro che è a pari metro con il Giovinazzo. 6-4 in classifica, 16 punti per entrambe le formazioni. Danna tocca lì per Lombardi, ancora per Danna dietro la porta di Corona, ragione il capitano bianconero, va fuori da Mura, Federico Mura, poi scarica lì molto bene per Elia Cinquini, ancora al centro, Elia Cinquini fuori da Mura, avanza Mura, bisogna concludere 8 secondi, la pallina poi è alta, può recuperare il Sarzana con Xavi Rubio, siamo già dalla parte opposta, 3:20 Roy. Ecco, 3:20 alla conclusione di questo primo tempo che il Centro Giovani Calciatori è riuscito a rimettere in piedi con questo grande gol di Federico Mura che ha risposto al gol in precedenza di Domenico Illuzzi. Ora nel frattempo era andato giù Ortiz e quindi c'è il Sarzana che recupera comunque la pallina. 4 falli di squadra per il Centro Giovani, 3 per il Sarzana. Alza la sfera Gomez, evitando quindi un pericolo per la porta del Centro Giovani Calciatori. Interviene il direttore di gara, c'è la punizione che era stata battuta a sorpresa, però Gomez molto attento. Mura, l'autore del gol del pareggio, che manovra, porta al giro la pallina dietro la porta di Corona. Intanto c'è Danna che viene trattenuto ed ha ragione Romeo Danna a protestare perché non gli è stata data la possibilità di colpire la pallina con un bellissimo assist di Federico Mura. In questo caso il capitano bianconero aveva più che ragione, legittima la sua protesta. Danna sul numero 88 De Rinaldis, recupera la pallina Danna, la dà a Mura, riparte il CGC in contropiede per Lombardi, il cui tiro viene ribattuto dai difensori della Sarzana. Ancora Mura in possesso di sfera, disturbato dal dietro da parte di Manrique, ma ha aperto la pallina il CGC. Siamo a 1 minuto e 58 secondi dalla conclusione del primo tempo. 1-1 il punteggio qua al Pala Barzanchi tra il Centro Giovani Calciatori e il Sarzana, che viene in attacco con Rubio, però c'è l'intervento del direttore di gara che comanda la ripresa del gioco a favore del Centro Giovani Calciatori. Quindi la squadra bianconera ora vuole cercare di portarsi negli spogliatoi questo pareggio che ha riconquistato, cercando nello stesso tempo però anche la possibilità di andare in gol, perché vedete che sta in possesso della pallina. Sta finendo il primo tempo in attacco con Lombardi che accelera il suo pattinare, attenzione a non perdere la pallina, scambia con Cinquini, mette in mezzo, va a terra un giocatore del Centro Giovani che è Mura, attenzione al contropiede del Sarzana, fa tutto bene, palleggia la pallina questo Marico, è un giocatore davvero molto interessante, questo numero 5 arrivato proprio ultimamente
nelle file del Sarzana. Intanto finisce a Giovinazzo, il Forte dei Marmi ha vinto 6-4, quindi per i rossoblu che hanno rimontato lo svantaggio iniziale dell'1-0, è senza dubbio una vittoria importantissima, considerando l'assenza di Pato Ipinazzara, a cui mandiamo ovviamente tanti auguri di pronta guarigione, con Chico Rossi che non è ancora pronto, è ritornato a dare una mano ai suoi ex compagni di squadra, quindi probabilmente la prossima settimana sarà in grado di scendere in pista. Intanto qua va a terra e l'arbitro però qua potrebbe anche estrarre qualche cartellino, perché questa è stato buttato giù, scaraventato Mura senza troppi complimenti, e si va invece a dare solo il fallo di squadra. Siamo 5-4 per il centro giovani, falli di squadra. Siamo a 33 secondi dalla conclusione del primo tempo, che è 1-1 qui al Pala Barsacchi tra il Sarzana e il CDC Viareggio, che viene in avanti con Lombardi. Attenzione, Mura, la pallina si alza di poco sulla traversa della porta difesa da Simone Corona. Questa era una grande occasionissima per Federico Mura per portare in vantaggio il centro giovani calciatori. Siamo a 14 secondi dalla conclusione di questo primo tempo, che si è elettrizzato. Una volta in cui il CDC è passato sotto, ha voluto con grande determinazione recuperarlo questo gol di Domenico Illuzzi, e con Mura ha scaraventato una grande botta. Ora vediamo che c'è questo diagonale che va fuori, il cronometro gira prepotentemente, c'è la pallina di Marique e finisce il primo tempo. Si va al riposo, non ancora, manca proprio un attimo per finire questo primo tempo. Si riparte con questo ingaggio laterale nell'area del CDC, con i giocatori di Alessandro Cupisti che mantengono il possesso della pallina, e ora arriva la sirena. Si va a prendere un tè caldo negli spogliatoi con questo 1-1 che porta la firma di Domenico Illuzzi per il Sarzana, di Federico Mura per il CDC. A risentirci per il secondo tempo, grazie.
Bentrovati ancora dal Pala Barzacchi per la seconda frazione tra GB Mec CGC Viareggio contro Hockey Sarzana, 15ª giornata del campionato di Serie 1. Siamo sull'1-1, il vantaggio del Sarzana quando mancavano 6:49 alla fine del primo tempo con il gol di Domenico Illuzzi, poi il pareggio a 4:24 di Federico Mura. Guardiamo anche gli aggiornamenti dalle altre piste. Come già ci ha comunicato Roy in precedenza, è stata la vittoria del Forte dei Marmi per 6-4 a Giovinazzo, mentre le altre partite ancora il vantaggio dell'Odi per 1-0 sul Novara. Siamo nel secondo tempo perché tutte le partite sono iniziate alle 20:45, esclusa questa qua del Pala Barzacchi che è iniziata alle ore 21. Il Valdagno sta vincendo 4-2 a Follonica, questo è un risultato davvero importante per la squadra veneta, perché come sappiamo il Follonica è una delle squadre più forti della Serie A1 in classifica. Come sappiamo era pari metro al terzo posto con il Lodi che sta vincendo, come detto, a Novara per 1-0. Il Monza che poi aveva perso qua al Pala Barzacchi in quella partita clamorosa per 4-3, sta vincendo con il Sandrigo per 3-1, e poi come già detto il Centro e il Sarzana sull'1-1. I direttori di gara sono: il primo è Claudio Ferraro di Bassano, il secondo è Davide Marcolin di Luisiana, provincia di Vicenza, l'ausiliario Donato Minonne di Forte dei Marmi. I falli di squadra sono 5 per il Centro, 4 per il Sarzana. Tra poco cercheremo di capire i quintetti base. Mi sembra che il Centro parta con Elia Cinquini, Liam Rosi, Samuele Muglia e Nicolò Puccinelli. In porta Pablo Gomez. Dalla parte opposta vedo già pronti Xavi Rubio, l'ultimo acquisto della formazione rossonera, Santiago Manrique col numero 5, poi col 78 Ortiz, poi in porta Simone Corona, ed è pronto anche il numero 88 Francesco De Rinaldis. Quindi questo è il quintetto base con cui inizia la seconda frazione della formazione del Sarzana. In panchina anche se l'allenatore Sergio Festa, che stasera è stato schierato da lui stesso come giocatore, come ci diceva all'inizio proprio per la squalifica del capitano Davide Borzi nel Sarzana. In panchina Claudio Gaetano De Mola. Ci siamo partiti. Muglia, si va Elia Cinquini, prova da fuori, fermata alla sua conclusione da Ortiz. Il possesso è del Sarzana con Ortiz che approfitterà, visto che il Centro non è riuscito a gestire 5 secondi di possesso pallina nella sua metà pista. De Rinaldis si va da Manrique, dalla parte opposta da Xavi Rubio, fuori ancora da Manrique che avanza qua a destra, passa dietro la porta di Gomez, pressato da Muglia, scarica lì per Ortiz, fuori qua a destra per De Rinaldis, avanza il numero 88, scarica fuori per Xavi Rubio, l'ex bianconero come Sergio Festa, due ex bianconeri. La conclusione da fuori, poi De Rinaldis salva il centro dalla parte opposta, Cinquini recupera il Sarzana. Due azioni pericolose subito all'inizio, una dalla parte rossonera, poi una dalla parte bianconera. Muglia recupera bene questa pallina, Samuele Muglia, la conclusione, e attento Corona, 24-01 a dire di no. Recupera poi la sfera Xavi Rubio, avanza il Sarzana, Xavi Rubio va lì da Manrique, Ortiz controlla male, la pallina esce di pista, quindi il possesso è bianconero. 23-51, 1-1 al Pala Barzacchi tra il Centro e il Sarzana. Rosi per Cinquini, Muglia, avanza Samuele Muglia, cerca Puccinelli, non lo trova, molto bravo Xavi Rubio, ruba la sfera, poi viene fermato molto bene da Rosi, ma il possesso è ancora del Sarzana con Manrique, e lui che avanza, salta Cinquini, poi va giù, tutto regolare.
La sfera poi la recupera Samuele Muglia, può ripartire il centro, Muglia va da Cinquini, supera il centropista, ancora per Samuele Muglia, per Elia Cinquini, dalla parte opposta a destra da Liam Rosi, dietro la porta di Corona, prestato da De Rinaldis, fuori per Cinquini, si va da Muglia, ancora Samuele Muglia, 23 minuti, 1-1 Roy. Con Rosi che manovra per il centro giovani calciatori, dribbla due avversari, la pallina gli si alza, lui la rimette giù, viene messo fra due avversari, subisce anche un fallo perché viene spinto dal dietro, quindi c'è il 5-5 sono i falli di squadra per le due formazioni CDC e Sarzana, il punteggio è di 1-1. Liam Rosi non si alza, è rimasto contuso, ora recupera, seppur dolorante alla schiena e una spalla, al gomito vediamo che si tiene. La botta è stata piuttosto energica quella che ha subito, però si regge, stringe i denti e rimane in pista, anche se chiaramente è pronto anche Alex Raffaelli. Rosi, c'è la porta di Corona che si è spostata, quindi l'arbitro invita anche Corona, che ha chiesto se poteva approfittare per pulirsi la visiera, di andarla a pulire. Parlano, c'è De Rinaldis che parla con il direttore di gara, anche Pulcinelli chiede spiegazioni se il gioco riprenderà con la pallina per il CDC o meno. Tanto Muglia sta dando delle direttive al compagno di squadra più giovane Nicolò Pulcinelli. Rosi parla con l'arbitro, chiaramente gli dirà che la botta è stata piuttosto energica, quella che ha subito, però è rimasto in pista. Una partita sostanzialmente corretta, sono alcuni incontri di gioco che ci possono stare, visto che questo è uno sport anche di contatto, non è certamente danza classica, no? Dove chiaramente il contatto non c'è. Qui ci sono anche queste botte a Balausa che ormai i giocatori sono abituati ad ammortizzarle con i tanti anni di attività. Cinquini voleva mandare una pallina in avanti, Corona è stato attento perché poi Muglia per un attimo se n'era impossessata, De Rinaldis la fa sua, riviene in avanti il Sarzana. Ora questo punteggio di 1-1 impone le due squadre di cercare il gol per scavalcare l'una all'altra. Dicevo appunto anche all'inizio della nostra telecronaca qui dal Pala Barzanchi che questa è una gara in cui è importante fare punti per entrambe le squadre. Muglia per Pulcinelli, contrastato da Rubio, Pulcinelli riesce a dare indietro a Muglia, però gli viene soffiata la pallina, Xavi Rubio riparte per il Sarzana, una pallina attraversa tutta l'area bianconera, Muglia la fa sua, viene in avanti con Pulcinelli che va in affondo, però Muglia ha preferito dare a Rosi, Cinquini, Muglia ancora, Pulcinelli che era venuto incontro, però hanno servito Cinquini, Muglia, Cinquini ancora, la conclusione da fuori e l'intervento attento di Simone Corona che l'ha tolta, però la pallina era indirizzata proprio nell'angolino basso della porta. Ancora il Sarzana in possesso di sfera con Manrique che prova la conclusione, ci mette il gambale, dice di no Gomez, ma recupera ancora De Rinaldis, numero 88 del Sarzana, qua a destra, e lui in possesso di sfera, cerca di mettere questa pallina al centro, è recuperata da Puccinelli che trova Rosi, può ripartire il centro, Liam Rosi a destra,
avanza, gli viene sporcata la pallina da Ortiz, ancora Rosi, poi riparte Ortiz per la formazione del Sarzana, poi torna indietro, ragionava ancora da Manrique, numero 5, che prova questa conclusione fermata da Rosi. Adesso Rosi e Muglia, recupera la pallina Muglia, riparte il centro con Samuele Muglia, ancora lui in possesso di sfera, fermato da De Rinaldis, può partire Ortiz dalla parte opposta, la conclusione, Gomez a dire di no, poi la botta di Manrique e ancora Gomez a dire di no a 20-01, pericoloso il Sarzana in questa circostanza, ancora il Sarzana in avanti con De Rinaldis che trova Ortiz che avanza, fermato da Cinquini, poi ripartire il centro, Muglia la controlla male, poi la riprende, va giù, tutto regolare, anzi no. Per un attimo era rimasto tutto fermo, poi è stato assegnato il fallo in favore del centro. Siamo già dalla parte opposta, 6 falli di squadra per il Sarzana, 5 per il centro. Sarzana che protesta. Protestano perché non volevano questo fallo, che è arrivato un po' in ritardo il fischio, però fallo molto probabilmente c'era. Rosi va dalla parte opposta da Muglia, avanza Samuele Muglia, torna lì per Nicolò Pulcinelli, avanza Nicolò, salta bene un avversario, la conclusione ancora Corona di no, poi va giù Pulcinelli, subisce il fallo di De Rinaldis, il 7° fallo di squadra del Sarzana. Molto bravo Nicolò Pulcinelli in questa circostanza, prima ha saltato 2 avversari, poi ha concluso e poi ha recuperato questa pallina subendo anche fallo. Ancora al centro con Muglia, Elia Cinquini da fuori, trova per un attimo Pulcinelli, peccato non riesce a controllare questa sfera, poi ripartire De Rinaldis che va da Xavi Rubio. 19-02, siamo ancora sull'1-1, Ortiz torna ancora una volta da Rubio, ancora alto laggiù da Ortiz a sinistra, Rubio qua a destra da Manrique che avanza, il numero 5 nell'acquisto del Sarzana nel mercato di riparazione. Ortiz fuori da Xavi Rubio, bello il blocco di Ortiz su Muglia, ancora il Sarzana con De Rinaldis che va fuori, ancora da Rubio, si va dalla parte opposta da Ortiz, 10 secondi, deve concludere la squadra ligure. Questa pallina un po' sporca, arriva De Rinaldis, 4 secondi, vediamo che fa Rubio, tiro sporco, in possesso della bianconera, riparte il centro, Samuele Muglia, ancora Samuele Muglia, ancora Samuele Muglia, dietro la porta di Corona, si ferma, ragione, il bomber bianconero, poi la conclusione, la pallina rimane lì, peccato anche Nicolò Pulcinelli aveva provato la conclusione, Corona si è salvato, 18-10, siamo ancora sull'1-1. Possesso bianconero con Pulcinelli che è pronto a toccarla lì per Muglia, Samuele Muglia, ancora lui, fuori da Elia Cinquini. Elia Cinquini trova ancora Samuele Muglia, il bomber bianconero, viene di qua da Liam Rosi, avanza Rosi, prova questa pallina cercando anche un compagno ma capisce tutto il Sarzana, poi ripartire con Manrique, numero 5 qua a destra, trova ancora Ortiz dentro la porta di Pablo Gomez, ancora per Manrique, il possesso Sarzana, fuori per Xavi Rubio, chiamano schema, trova ancora Ortiz, la conclusione molto bravo qui Elia Cinquini a fermare tutto, poi ripartire il centro proprio con Cinquini che va da Rosi, avanzano i bianconeri, Rosi, Pulcinelli, Muglia che cerca Rosi, non lo trova, capisce tutto bene il Sarzana, Rubio va da Manrique, De Rinaldis ancora attento a 17-19, Gomez a dire di no, dalla parte opposta con Liam Rosi, la conclusione, la pallina che rimane lì ancora, molta confusione, si va con la pallina a 2, molto probabilmente, sicuramente sì. Ci sono dei cambi, esce Ortiz, torna in pista il Luzzi, esce Pulcinelli e torna Federico Mura in pista, quindi un cambio per parte, un cambio per il Sarzana, un cambio per il centro, pallina 2 a 17-09, sulla pallina Rubio e Muglia, la recupera il centro, Cinquini fuori da Mura, Federico Mura, trova la conclusione, molto attento Corona che poi con grande intelligenza appoggia lì per De Rinaldis, Rubio, De Rinaldis, fermato molto bene da Mura, riparte il centro, Federico Mura che era anche scivolato, avanza lui, trova Cinquini che non riesce a concludere, a 16:45 una grande azione del centro Roy,
con grande assist di Federico Mura, davvero bravo anche in fase difensiva, il giocatore è cresciuto molto anche sotto questo aspetto, quindi senza dubbio sta giocando, dando una mano alla grande alla squadra sua. Il gol intanto dell'1-1 che consente alla squadra di Alessandro Cupisti di essere ritornata in partita, e quindi senza dubbio da considerare anche questo suo lavoro di attacco e di difesa. Vedete che soffia la pallina proprio a Domenico Illuzzi. Simone Corona è stato bravo nella circostanza con la partita che ora ha accelerato nel ritmo in questa fase, quando mancano 16 minuti alla conclusione della gara. Intanto Alex Raffaelli pronto ad entrare sul parquet del Parabarsacchi per il centro giovani. Xavi Rubio in avanti, 7 falli di squadra per il Sarzana, 5 per il CGC. Attenzione lo scarico di dietro, il tiro, la parata di Pablo Gomez, Muglia in avanti, la pallina per Mura che controlla male, anche perché Samuele non è che gliel'aveva data molto bene. Comunque ancora il centro in possesso di sfera con Rosi che viene in avanti, indietro per Cinquini, Rosi ancora per Mura che ora cerca chiaramente lo spazio per il tiro, lo effettua, va al lato, però bisogna provare anche da fuori perché lui ha segnato tirando da fuori, e quindi ora Alex Raffaelli, che entrerà in pista fra poco, è un altro specialista nei tiri da lontano, e quindi probabilmente Alessandro Cupisti vuol anche tenere conto di questa tattica per la sua formazione, visto che c'ha alcuni tiratori molto bravi in squadra. Elia Cinquini, gladiatore in fase difensiva, esce Liam Rosi ed entra Alex Raffaelli come detto. Il Cinquini che recupera la pallina, la dà a Mura che alza il capo, non trova lo spazio, c'è Muglia che però mette giù un avversario, non trova la pallina, trova l'avversario, c'è il time out per il CDC. Siamo a 14 minuti e 36 secondi dalla conclusione della partita, 1-1, il punteggio ancora qui al Parabarsacchi con 7 falli di squadra per il Sarzana, 6 per il CDC. Aggiornamenti Daniele? Sì, il Lodi vince ancora 1-0 a Novara, il Valdagno vince 5-2 a Follonica, Monza Sandrigo 4-1. Roy. Questo campionato vedete con risultati che cambiano e variano di settimana in settimana, quindi sicuramente anche una vittoria di una delle due formazioni stasera qui al Parabarsacchi consentirebbe di guadagnare delle posizioni in classifica. Ovviamente la vittoria del Forte dei Marmi a Giovinazzo è stata una vittoria pesantissima, primo luogo per i rossoblù che si mantengono saldamente nei vertici della classifica, nonostante un momento in cui l'organico lamenta alcune assenze davvero pesantissime, come quella di Pato e Pinazzara, poi Chico Rossi che non è ancora al top, è rientrato, probabilmente rientrerà la prossima settimana, ma dicevo appunto questa vittoria del Forte dei Marmi consente anche alla CDC di non farsi scavalcare dal Giovinazzo che sicuramente con l'innesto di questo giocatore nuovo che è arrivato ha elevato il suo tasso tecnico, anche poi cambiata la squadra con l'avvicendamento in panchina. Sicuramente l'abbiamo vista anche qui al Parabarsacchi, dove si è venuta a conquistare dei punti meritati, perché quella sera il centro giovani calciatori non era pervenuto. Intanto il Gomez con i piedi respinge una pallina, riparte il centro con Mura, con Muglia, attenzione Alex Raffaelli tenta la conclusione da solo, intanto è rientrato in pista anche Nicolò Puccinelli che era uscito momentaneamente, ovviamente come detto Alessandro Cupisti fa ruotare i suoi perché li vuole sempre freschi, il ritmo si è alzato, mancano ancora da giocare 14 minuti. Daniele? Sì, ancora il Sarzana con Domenico Illuzzi in possesso di pallina, davanti a lui Muglia passa dietro la porta di Gomez, Muglia non lo molla, Illuzzi deve tornare fuori da Xavi Rubio, ancora per Illuzzi, ancora per Xavi Rubio, 10 secondi deve concludere il Sarzana, rimane questa pallina lì, poi la allontana molto bene Gomez, ma adesso si riparte dai 45 secondi perché l'azione è stata fermata dal centro. Manrique in possesso di sfera, va fuori da Xavi Rubio, ancora Xavi Rubio che ragiona, va lì da Domenico Illuzzi,
ancora per Xavi Rubio 13-25 alla fine della contesa. I falli di squadra 6 per il centro, 7 per il Sarzana. Ancora Tognacca numero 79 va fuori da Illuzzi, ancora Illuzzi che avanza, fermato da Mura, c'è il fallo di Federico Mura. Siamo pari anche nei falli, 7 per il centro, 7 per il Sarzana, come il risultato che è 1-1 quando mancano 13 e 12. Forse voleva qualcosa di più Illuzzi, ma vediamo che Claudio Ferraro dall'alto della sua esperienza gli ha detto è solo un fallo di squadra. Rubio prova la cosina fuori, ci mette il guantone molto bene Gomez, si va dalla parte opposta dove ci arriva Mura dentro la porta di Corona. Mura controlla questa pallina, ancora lui, va fuori da Alex Raffelli, si va poi da Luca Lombardi. Luca Lombardi finta il tiro, avanza, scarica lì per Mura, ancora Federico Mura per Luca Lombardi, si va laggiù, in alto, a destra, da Alex Raffelli, ancora per Luca Lombardi, finta, cerca di saltare un uomo, poi conclude, molto bravo Manrique, ci mette la stecca e ferma la conclusione, poi la pallina è recuperata dal Sarzana con Xavi Rubio che va da Tognacca che ragiona, va ancora da Illuzzi di qua, a destra, da Xavi Rubio. Fanno girare la pallina i ragazzi di Sergio Festa dalla parte opposta a Manrique, cerca di fermarlo, Mura non ci riesce in un primo momento, ci prova ancora Mura, molto bravo a portare via questa sfera, bravo Federico Mura che avanza qui dietro la porta di Corona, scarica lì per Lombardi, peccato non ha controllato bene Luca, era una grande azione, e ora c'è il blu per Mura, sì, c'è il blu per Mura per questo fallo su Illuzzi. Sì, peccato 12-04 ingenuo, sì, perché poi abbiamo sprecato una grande azione là davanti. Mura è un po' nervoso, viene richiamato dalla panchina del centro, torna in pista De Rinaldis. Peccato perché aveva avuto questa grande azione dove poi il centro non è riuscito a concludere, poi non ho capito bene se era Luca Lombardi o Alex Raffelli che non è riuscito a concludere, però insomma poi dopo c'è stato questo fallo su Domenico Illuzzi di Mura, quindi il centro è con l'uomo in meno, torna in pista Elia Cinquini, esce Samuele Muglia, in pista Lombardi, Raffelli, Cinquini, poi Gomez in porta. Tiro diretto per la formazione rossonera, 12-04 sull'1-1, vediamo cosa succede. Siamo con l'uomo in meno, poi Ortiz trova il gol, si torna in parità numerica, ma comunque vediamo. È lui contro Pablo Gomez, si parte, il tiro e gol. Ortiz trova il 2-1, poi va ad esultare sotto i tifosi del centro, questo magari potrebbe anche evitarlo, perché è giusto esultare, è arrivato il vantaggio del Sarzana, però andare ad esultare davanti ai tifosi della squadra di casa si può evitare, sicuramente si può evitare. Si riparte 2-1 per il Sarzana, 12-02, è arrivato questo gol di Ortiz a 12-02, Lombardi dalla parte opposta, recupera il Sarzana, Luca Lombardi non molla, è lui su Illuzzi, poi Rubio, ancora per l'autore del 2-1 Ortiz, poi Illuzzi qua a destra, viene fermato poi De Rinaldis da Romeo Danna, può avanzare il centro, ancora per Luca Lombardi, avanza Luca Lombardi, va da Raffelli, si va dalla parte opposta, ancora da Danna, ancora per Lombardi, il centro deve trovare in tutti i modi il pareggio, avanza Raffelli, la conclusione è sporcata da Illuzzi, la recupera Danna, Lombardi 11-14 Roy. manovra ancora il centro con Lombardi disturbato da due avversari, per un attimo perde la pallina, caparbiamente la riconquista con Cinquini, Danna, Cinquini che prova da lontano, la mira però è sbagliata, la respinta subito
per il numero 78, l'autore del gol del 2-1 sul tiro diretto che ha superato il portiere Pablo Gomez. 100 giovani calciatori che ora tenta ovviamente di dover ritornare in gol per recuperare questo svantaggio. Va a terra, intanto va in pista della carta, bisogna ora fare attenzione sì, anche a non cadere in queste ingenuità, perché poi arrivano anche delle multe alla società, si compromettono le partite, mancano anche ancora perché la partita è lunga, 10 minuti, mancano 10 minuti e 37 secondi. Si può anche sbagliare se poi delle divisioni, c'è una munizione anche per Ortiz che continua probabilmente, ecco qui, bisogna no, perché su quel gol è nato lì il problema, qui bisogna essere professionisti, anche dalla panchina stanno richiamando chiaramente il giocatore a non eccedere in questi atteggiamenti, perché non ha nessun senso. Hai fatto gol, sei stato bravo, è lì che ora è nato pensa, tutto, no? pensa a giocare, non istigare nessuno, perché, così non va bene, come non va bene gettare della carta in pista da parte dei supporters bianconeri. Però Ortiz deve pensare a giocare e non fare il fenomeno qui sulla pista del Palabarzacchi. Gli arbitri vanno anche a parlare sulla panchina dei 100 giovani calciatori, dove il direttore sportivo Nicola Palagi giustamente e legittimamente si fa sentire, perché così non va bene, non bisogna, è lui che ora poi ha scatenato la polemica, Domenico Illuzzi con il grande mestiere che ha dice ad Ortiz di farla finita, di pensare a giocare, perché non è il caso di rovinare una partita che va avanti liscia. Il Sarzana vince 2-1, che pensi a giocare Ortiz e i suoi compagni, che mancano ancora 10 minuti e 30 secondi alla conclusione della contesa, con Sarzana 2, 100 giovani calciatori 1, 8 falli di squadra per il Sarzana, 7 per il 100 giovani calciatori. Noi siamo sempre molto diretti, le diciamo senza mezzi termini le cose, quindi tanto per farci capire a destra e a manca. Intanto c'è la grande parata di Corona, l'intervento ancora dalla parte opposta del Sarzana che viene in avanti con il Luzzi che apre lateralmente per De Rinaldis, in avanti per Ortiz che gira su se stesso, mantiene il possesso della pallina, la manda in profondità per De Rinaldis, c'è Raffaelli su di lui, cerca di disturbarne la manovra, riesce in qualche modo a scaricare indietro per il Luzzi che era stato l'autore del gol del vantaggio 1-0 nel primo tempo, poi gol pareggiato da Mura che poi in modo ingenuo ha scaturito al 12:04 il fallo proprio su Illuzzi, che ha fruttato il tiro diretto su cui il Sarzana ha realizzato il gol del vantaggio. E ora ancora una bellissima parata del portiere Pablo Gomez. Il Viareggio non deve sbracare, il Viareggio deve stare calmo perché la partita è ancora aperta. Il Monza lo dimostra che negli ultimi secondi ha ribaltato una partita che perdeva con 2 gol di scarto, quindi bisogna stare calmi, pensare a giocare con il modo in cui si sa fare. Chiaramente ci vuole accortezza, non ci vuole ingenuità, bisogna... Però intanto un finale Monza-Sandrigo 5-2. Ecco, il Monza che si è subito riscattato, ha battuto il Sarzana dopo aver perso qua alla Palabarzacchi, ha battuto il Sandrigo, prossimo avversario del 100 giovani calciatori, quindi sabato prossimo sarà sicuramente un'altra di quelle partite impegnative, con l'allenatore ex di turno Alessandro Cupisti che sta sicuramente dando delle direttive ai propri giocatori proprio per cercare di rimettere in piedi questa partita che sostanzialmente è equilibrata. Ha fatto la differenza solo questo episodio di questo tiro diretto, poi gli interventi ci sono stati da una parte e dall'altro dei rispettivi portieri, sempre all'altezza della situazione. Simone Corona per il Sarzana, Pablo Gomez per il Centro Giovani Calciatori. Ora vediamo che si riprende il gioco con la determinazione dei bianconeri, stasera ancora in maglia viola, con Cinquini che richiamava i suoi giocatori, i suoi compagni di squadra ad essere attenti, concentrati, caricati, perché come detto c'è tutto il margine per poterla rimettere in piedi questa partita. Sì, la pallina per il centro, perché comunque Rubi ha toccato la sfera prima
del via di Ferraro in questa pallina 2, poi con possesso quindi è diventato bianco-nero. Adesso però il Luzzi la recupera questa sfera, la dà lì a De Rinaldis, ancora il Luzzi per il Sarzana, cerca Ortiz che scarica lì per Rubio, ancora fuori per il Luzzi, va da De Rinaldis, ancora il Luzzi, lì per Ortiz, su di lui Capitan Danna a pressarlo, si va a De Rinaldis, ancora Ortiz, è pronto tanto Mura nei bianconeri, pronto a tornare in pista dopo i 2 minuti scontati per quel blu che poi ha portato il vantaggio il secondo vantaggio del Sarzana con Ortiz, ancora lui. Gomez però qui dice di no, Pablo Gomez, attenzione, attenzione, giallo per Ortiz, È blu, fuori. blu. Fallo. Ma perché Ferraro l'aveva già detto in precedenza che il comportamento di Ortiz non era 8-26. corretto, gliel'aveva già detto in precedenza, e ancora una volta Ortiz, pur con il grandissimo Domenico Illuzzi che gli aveva detto stai calmo, stai fermo, continua, e poi quando continui, dopo un arbitro di grande spessore come Claudio Ferraro, non può sorvolare su tutto, e adesso lo va a spiegare anche a Rubio. No, d'altra parte sì, basta, certo. Anche questa se l'è cercata. Certo, basta, ha ragione al 100% Claudio Ferraro. 8-26, Muglia contro Corona. E qui chiaramente grande responsabilità per Samuele. Per Samuele, sì. Andiamo a vedere che succede. Aspettiamo, con l'uomo in meno il Sarzana. Rubio, Illuzzi e De Rinaldis. Pronto Samuele Muglia contro Simone Corona. Ancora Ferraro chiede un attimo di... E il gol di Muglia! E il gol di Muglia! E il gol di Muglia! Il pareggio di Samuele Muglia! Il bomber bianconero a 8-21! A 8-21! Il bomber bianconero la rimette in piedi a 8-21! 2-2! Muglia 2-2! Anche se Ortiz ha fatto un gran regalo ai bianconeri in questa circostanza. 8-20, siamo sul 2-2. I due bomber bianconeri. Lo dicevo, la partita è lunga. È lunga, bravo Roy, l'avevi detto in mantenere la calma. È pronto anche Mura, tanto il possesso di De Rinaldis che va da Illuzzi, 2-2, tanto Muglia raggiunge a 13 reti in campionato. Mura. Anche il DS Nicola Palagi carica i suoi, carica, ancora Muglia, va lì nell'angolo, il grande pubblico si fa sentire Muglia, ancora, scarica per il Capitan Danna, il capitano bianconero che mette sempre il cuore oltre l'ostacolo. Elia Cinquini, ancora per Muglia, grande conclusione, bravo Simone, grande Simone di Corona e grande Samuele, entrambi grandiosi. Al centro, ancora esce Corona, non la trova, ancora grandi, ancora Samuele Muglia, Simona Corona, ancora Muglia, Danna, la pallina rimane lì, la recupera Rubio, 7-20 Roy. Eccolo con Xavi Rubio, l'ex di turno, uno dei tanti che riparte lentamente dalla sua area, scarica lentamente con Domenico Illuzzi. Ora il Sarzana ha voluto rallentare un attimino il ritmo perché ha capito che il centro aveva accelerato la situazione. C'è intanto Illuzzi che frana su Pablo Gomez involontariamente, viene aiutato da Elia Cinquini. Domenico Illuzzi è un giocatore che mi è sempre piaciuto, è un grande dai tempi del Lodi, poi a Forte dei Marmi, un giocatore immenso secondo me che ha sempre lottato. Però abbiamo altre finali, Lodi ha vinto 2-0 a Novara e il Valdagno ha vinto 5-2 a Follonico. Caspita, questo è un risultato davvero importantissimo per i veneti sulla difficile pista del Capannino contro una squadra forte come il Follonica. Qua invece due pari a 7 minuti esatti dalla conclusione di questa partita, con 8 falli di squadra per il Sarzana, 7 per il
centro giovani calciatori, sia Mura che Muglia in pista. Due ingenuità per parte, Mura per il CDC che ha permesso a Ortiz di andare in vantaggio 2-1 e poi lo stesso Ortiz che ingenuamente ha rimediato un blu e ha consentito a Muglia di riportare in parità questa partita. C'è un equilibrio dal punto di vista sportivo, va detto questo, che sono stati gli episodi a scaturire certe situazioni, certi gol, e ora chiaramente chi ha più grinta, più determinazione, più voglia, un pizzico anche di fortuna, mettiamolo così, si può portare a casa questa partita. Il centro è rimasto in gara senza sbracarsi nel momento in cui il Sarzana era passato in vantaggio. Sarzana che comunque ritorna in avanti, vedete, con questa conclusione di Xavi Lubio riparte Mura dalla sua area e palo! C'è il Palo! palo di Mura, c'è il palo di Mura al 6:28, una occasionissima ancora per il centro giovani calciatori con Mura che era partito dalla sua area. Samuele Muglia, è lui che parte, ora come diceva Daniele, traversa ora Cinquini sulla pallina, Cupisti ha lasciato in pista sia Mura che Muglia, chiaramente i due si devono sacrificare a rientrare, in quel caso avete visto Mura intanto c'è, ora dicono nono fallo per il Sarzana, quindi anche questo è dal punto di vista psicologico il centro giovani calciatori deve giocarsi anche questa carta. Il pubblico ha capito che il centro giovani calciatori in questo momento delicato della partita va aiutato e si fanno sentire. Mancano 5 minuti e 50 secondi alla conclusione di questa gara che è 2-2, ma è ancora apertissima a qualunque risultato. Nono fallo di squadra per il Sarzana, 8 per il centro giovani calciatori che non deve rischiare di arrivare al nono fallo. La squadra di Alessandro Cupisti deve cercare di trovare invece il 10° fallo per potersi giocare la carta del tiro diretto. Però il Sarzana che vedete, che parata, che grande intervento di Pablo Gomez, una pallina che era più dentro che fuori. Pablo Gomez con un guizzo felino è riuscito, era da una parte della porta a muoversi dalla parte di là, ha tolto la pallina e ora giustamente si va a prendere mezza boccata di ossigeno, pulirsi la visiera, certo. Ma diciamo che Pablo sontuoso, immenso ancora una volta, a 5 minuti e 17 secondi dalla conclusione tiene a galla il centro giovani calciatori che ora su questo 2 pari si può giocare chiaramente il jolly, perché se c'ha il nono fallo il Sarzana potrebbe cadere nel 10° come il centro giovani calciatori che ha 8 potrebbe cadere nel 9°, quindi chiaramente anche dal punto di vista psicologico è una partita che si gioca sui nervi. A 5 minuti e 17 secondi c'è il time out chiesto alla prossima occasione del gioco, quando si ferma verrà intanto il centro, riparte con Muglia che apre su Mura, Rosi, tanto Cupisti dà le direttive ancora dalla sua panchina, la pallina era lunga per Elia Cinquini, ora bisogna stringere i denti perché chiaramente De Rinaldis cerca lo spazio per il tiro che non trova, da indietro a Xavi Lubio, ritorna indietro anche per Manrique. Il Sarzana ora ha ripreso in mano le redini del gioco a 4 minuti e 40 secondi dalla conclusione. Xavi Lubio alza il capo, non trova nessun compagno che si viene da smarcare con De Rinaldis, ancora Xavi Lubio. Il centro marca uomo, vedete in questa fase non dà la possibilità ai giocatori avversari di arrivare puliti alla conclusione. Cerca il numero 5 Manrique di scaricare la pallina, non c'è riuscito, ma il centro riprende sfera, ritorna in avanti con Samuele Muglia, intanto va a terra un giocatore del Sarzana che succede, e già forse il nono fallo al centro, dicevo che bisognava fare attenzione e non mi hanno dato retta e quindi siamo 9 pari di questi falli di squadra. Vai Daniele. Grazie Roy, si riparte 9 falli di squadra per il centro, 9 falli di squadra
per il Sarzana, siamo pari in tutto, risultato 2-2, manca 4:10 alla fine, un finale davvero da vivere fino in fondo. Entrambe le formazioni rischiano il 10° fallo di squadra e quindi il tiro diretto. Riparte il Sarzana con Xavi Rubio qua a destra, pressato da Mura, ancora Xavi Rubio, la conclusione è ancora attento una volta e dice di no Pablo Gomez, poi la pallina esce fuori perché ha toccato la rete, quindi in questo caso ha visto bene Marcolin, quindi bisogna ripartire con una pallina a 2, la pallina che aveva toccato la rete alle spalle di Gomez, ancora molto attenta anche in questa circostanza. Adesso il Luzzi, 3:53, avanza Manrique del Sarzana, su di lui Cinquini a dire di no, si torna fuori Xavi Rubio dalla parte opposta, cerca un compagno, questa pallina pericolosa che attraversa l'area bianconera ma poi si perde sul fondo, riparte il centro con Muglia che scarica lì per Cinquini, ancora pronto Alex Raffaelli, ancora Cinquini a cercare Mura, è molto bravo adesso il Luzzi, non bisogna fare fallo, il Luzzi che cerca di uscire, ancora Mura a cercare di recuperare questa pallina senza fallo, va giù il Luzzi, tutto regolare. Pallina per Muglia che ragiona, bisogna organizzare tutto, abbiamo 40 secondi di possesso, si va da Cinquini, ancora fuori per Samuele Muglia, ancora Samuele Muglia si ferma, ragiona, va fuori da Elia Cinquini, da questa parte per Liam Rosi che si accentra, proprio la conclusione, Corona a dire di no. Poi nell'angolo ci arriva prima Liam Rosi, la fa sua, ancora possesso bianconero, si riparte dai 45 secondi con Cinquini che va da Muglia, avanza ancora il centro, Muglia si ferma, ragiona, va là, da Elia Cinquini che avanza, ancora laggiù a sinistra da Bomber Muglia, scarica lì per Federico Mura che poi controlla questa pallina, va nell'angolo da Elia Cinquini, ancora 20 secondi di possesso bianconero, Elia Cinquini, la pallina che rimane lì, può ripartire il Sarzana con Xavi Rubio, 2:32 verso Manrique, riparte il centro, Samuele Muglia, il tiro di poco al lato e poi lo fa suo il Luzzi, non bisogna fare fallo, è bravo Muglia a non fare fallo sul Luzzi che esce da questa difficoltà con Xavi Rubio dalla parte opposta, ancora per Manrique, si va ancora da Xavi Rubio, ancora per Manrique che torna fuori da Xavi Rubio, avanza lui, intanto in pista ancora Ortiz dopo il blu che ha preso prima, eccolo là, fischiato dai tifosi bianconeri, si va da Xavi Rubio, ancora lui, 1:54, ancora fermata questa azione, riparte il centro con Rosi che deve ragionare, la mette lì per Elia Cinquini va da Muglia, 1:40, ancora Muglia, avanza, va dietro la porta da Federico Mura, ancora Mura, cerca l'alza e schiaccia, la recupera comunque lui questa pallina, fuori da Cinquini, prova il tiro Cinquini, la pallina rimane lì, la allontana Corona, vediamo che succede, la recupera al centro con Muglia verso Mura, ancora la pallina di Mura e Corona fa il miracolo, ancora va giù Muglia, tutto regolare, riparte Ortiz, vai Roy, fai te l'ultimo minuto. Qui protestano da una parte e dall'altra, la panchina del Sarzana vedete come inveisce nei confronti del direttore di gara, perché qui volevano chiaramente il fischio, continuano a protestare con veemenza dalla panchina del Sarzana, ma l'arbitro sta dando delle spiegazioni rimanendo lì. Il gioco riparte con un ingaggio a 1 minuto e 10 secondi dalla conclusione della gara per il Sarzana. Si continua a protestare, l'arbitro si avvicina verso la panchina del Sarzana e poi comanda la ripresa del gioco con il Sarzana che viene in avanti con Ortiz, poi si ferma da un compagno di squadra, intanto dalla panchina ligure indicano ai giocatori del Sarzana di rimanere in fase di attacco, siamo a 56 secondi, 52 ore dalla conclusione della partita 2-2, del risultato 9 falli di squadra da una parte e dall'altra, la pallina che viene recuperata dal centro giovani calciatori in fase difensiva con Elia Cinquini che parte aiutato da
Rosi che gli ha fatto spazio, Mura, attenzione a non perdere sfera qui, indietro a Muglia che alza il capo, va in avanti però non trova la possibilità del tiro, scarica indietro per Elia Cinquini che è brava a deludere la sorveglianza di un avversario, poi Rosi in avanti per Muglia, la pallina che rimane lì a Mura, Mura che si gira tra 3-4 avversari, la perde, riparte il Sarzana a 14 secondi dalla conclusione della partita, Mura che in fase difensiva la recupera, siamo a 9 secondi, Elia Cinquini in avanti la pallina per Muglia, rimane lì la palla, la sfera in qualche modo in Sarzana, la recupera la pallina cercando poi di tirare in avanti, finisce la partita 2-2 qui al Pala Barsacchi, le emozioni non sono certamente mancate, i giocatori sono esausti perché hanno dato davvero tutto, vedete l'emblema è di Elia Cinquini, è rimasto in ginocchio lì al termine di questa azione dove ha sofferto, ha lottato, ha corso insieme a tutti i suoi compagni, il Sarzana va a congratularsi con Simone Corona che ha ancora una volta sfoderato degli interventi da autentico campione, la partita si sblocca al 6:49 con un diagonale di Luzzi che batte Pablo Gomez, ancora una volta bravo anche stasera, il pareggio di Mura alla fine del primo tempo 1-1, poi nella ripresa il blu a Mura e Ortiz che segna il vantaggio per 2-1 e poi Muglia riporta sul tiro diretto il risultato in parità 2-2 per i 100 giovani calciatori. Le squadre si salutano perché c'è sempre un rispetto tra le formazioni, tra i giocatori che si conoscono, diversi come detto sono ex, compreso anche l'allenatore. Daniele. Sì, una partita davvero bella, abbiamo visto tante azioni costruite da una parte e dall'altra, alla fine questo pareggio è generale, no? Perché sia il risultato che le falli di squadra, un punto importante comunque per il centro che con questo punto sale a 17, scavalca comunque il Giovinazzo, in questo momento è nono in classifica e lascia il Sarzana ancora a 5 punti, perché comunque l'importante era vincere, ma insomma il pareggio permette di lasciare il Sarzana alla stessa distanza. L'importante era non perdere, bravissimo, bravissimo, non bravissimo, ha perso, bravissimo. Quindi noi ci salutiamo da Pala Barsacchi di Viareggio, ringraziandovi come sempre per la cortese attenzione. Anche i nostri tecnici ringraziamo meravigliosi. ovviamente la parte tecnica che ci sopporta sempre, tutte le volte che siamo qua in Grazie casa. a noi. L'appuntamento alle prossime qui dal Pala Barsacchi, ovviamente buonasera a tutti. Grazie.